Finirà in tribunale la polemica sugli esclusi dalle parlamentari del Movimento 5 Stelle in Veneto. I nomi rimasti fuori, tra i quali alcuni storici militanti della Prima Ora, hanno annunciato un ricorso collettivo contro le epurazioni compiute dalla Casaleggio Associati sulle candidature. La ragione principale di queste insindacabili decisioni della piattaforma starebbe nel meccanismo delle delazioni previsto dal sistema. Ogni utente ha infatti potuto denunciare alla società comportamenti non in linea coi dettami del partito da parte dei candidati. Evidenti anche i numerosi problemi tecnici in fase di voto. Ma quello sui disservizi è un dibattito ozioso, sostiene Marco Marchiori, tra i fondatori dei Grillini veneziani, ma poi fuoriuscito dal movimento dopo 5 anni da consigliere comunale a Milano. Queste parlamentari hanno confermato la scarsa trasparenza che ormai è un tratto costitutivo dei 5 Stelle. Non è che sia una scarsa trasparenza per un problema tecnico. La scarsa trasparenza è dovuta proprio al fatto che il Movimento 5 Stelle vuole affermare una supremazia della piattaforma su ciò che vogliono, pensano, vorrebbero o desiderano gli iscritti, gli utenti, gli elettori, eccetera. Il Movimento 5 Stelle nasce per affermare una supremazia di una piattaforma. Quello della democrazia diretta è quindi un inganno, sostiene Marchiori. Per i grillini l'eletto deve fare ciò che dice il movimento, anziché rispondere ai cittadini che rappresenta. Io credo alla democrazia dal basso. Credo che ci siano state delle cose che, prima di tutto, il lancio del marchio e secondo dei meccanismi di controllo che hanno tragicamente sconfessato quello che veniva detto.